Questa mattina, dopo esserti alzato dal letto, sarai andato in bagno e avrai aperto il rubinetto del lavandino per lavarti la faccia. Ti sarai fatto una doccia e avrai tirato lo scarico del WC. Ti sei mai chiesto da dove arriva quest'acqua che noi usiamo tutti i giorni nelle nostre case e nei luoghi pubblici, scuole, ospedali, bar, ristoranti? E come fa ad arrivare fino lì? E dove finisce l'acqua che noi abbiamo usato? Per rispondere a tutte queste domande è utile introdurre il concetto di ciclo urbano dell'acqua. Il ciclo urbano dell'acqua è l'insieme di tutte le attività che consentono di avere acqua potabile in ambito urbano e di scaricare correttamente le acque sporche. Esso può essere suddiviso in due grandi blocchi. Il primo comprende tutte le attività che consentono all'acqua potabile di arrivare nelle nostre case. Il secondo, tutte le attività necessarie per allontanare, trattare e smaltire l'acqua utilizzata. La prima parte del ciclo urbano può essere a sua volta suddivisa nella fase di captazione, di potabilizzazione e di adduzione e distribuzione. La fase di captazione consiste nel prelevare l'acqua da diverse fonti quali le sorgenti, le falde, i fiumi e i laghi, naturali e artificiali. La potabilizzazione consiste nel trattare l'acqua prelevata dall'ambiente naturale al fine di renderla idonea al consumo umano. Infine l'adduzione e la distribuzione consistono nel trasportare l'acqua dagli impianti di potabilizzazione fino ai centri abitati, adduzione, e nel distribuirla all'interno dei centri abitati alle singole case, agli edifici civili, industriali, eccetera. Anche la seconda parte del ciclo urbano, ovvero quello che comprende le attività necessarie per smaltire l'acqua utilizzata, può essere a sua volta suddivisa in tre fasi: il collettamento in fognatura, la depurazione e la restituzione all'ambiente o il riuso-riciclo. In particolare, il sistema fognario serve a raccogliere e trasportare all'impianto di trattamento gli scarichi civili, case private, e produttivi, industrie, ma anche gli afflussi meteorici, le piogge. Gli afflussi meteorici, che solo in parte vengono trattati prima della restituzione all'ambiente, sono chiamati acque bianche, mentre gli scarichi civili e industriali sono chiamati acque nere. La depurazione delle acque consiste in un trattamento volto alla riduzione del carico inquinante. Opportunamente trattata, l'acqua reflua può essere reimmessa nell'ambiente naturale o direttamente riutilizzata per diversi scopi, civile, industriale, agricolo, o ricircolata. Per esempio, le acque reflue industriali opportunamente trattate possono essere riusate all'interno della stessa attività. Rivolgiamoci ora ad un esperto scientifico, il professor Marco Franchini dell'Università di Ferrara. Dalla descrizione delle componenti del ciclo urbano abbiamo capito che nella fase iniziale e nella fase finale l'acqua subisce una serie di trattamenti al fine di conseguire un adeguato livello di qualità. Infatti, dopo la captazione e prima della consegna all'utenza finale, l'acqua viene trattata al fine di essere resa idonea all'uso potabile, ovvero sicura da un punto di vista igienico e sanitario. Qualunque sia la fonte, lago, fiume o falda, occorre poi rimuovere dall'acqua sostanze indesiderate, che possono essere disciolte come ioni metallici o sali, oppure in sospensione come sostanze organiche o la sabbia. Occorre poi rimuovere eventuali batteri e virus e garantire che l'acqua fino alla consegna finale si mantenga igienicamente sicura, e per ottenere questo occorre sottoporla ad un processo di disinfezione. L'acqua, dopo essere stata utilizzata dalla città, ovvero dopo essere stata soggetta ad usi civili, industriali, commerciali, si carica di sostanze inquinanti che devono essere rimosse. Ecco allora che viene indirizzata agli impianti di trattamento, strutture più o meno complesse, il cui effluente di buona qualità può essere restituito nell'ambiente oppure riutilizzato nel contesto civile, industriale o commerciale. In ogni caso, sia che l'acqua venga restituita nell'ambiente o che venga riutilizzata, deve avere concentrazioni al di sotto di limiti imposti per legge al fine di garantire la salvaguardia dell'ambiente. Per quanto detto fin qui, sembra proprio che il ciclo urbano dell'acqua sia una cosa così conseguenziale da sembrare quasi ovvia. Ma chiediamoci, è proprio così ovvia questa successione di fasi
tanto da essere stata presente nei diversi periodi dello sviluppo delle nostre civiltà. In realtà, il ciclo urbano, nella sua interezza, così come qui presentato, è recentissimo. Le diverse componenti che lo costituiscono sono infatti comparse progressivamente nei secoli in risposta a diverse esigenze e stili di vita che di volta in volta si sono venuti manifestando. Per comprendere tutto questo è importante innanzitutto ricordare che l'acqua costituisce un elemento vitale per l'uomo e da sempre ha guidato le sue scelte, sia quando era nomade, sia quando ha cominciato a fermarsi per periodi lunghi. Non a caso i primi insediamenti umani furono sempre localizzati proprio in luoghi con grande disponibilità di acqua di buona qualità. Con il passare del tempo e con l'aumento degli insediamenti umani si rese necessario escogitare metodi per l'approvvigionamento dell'acqua e sistemi per trasportarla fino all'insediamento. In pratica, quindi, le prime componenti del ciclo urbano dell'acqua, che storicamente fecero la loro comparsa, sono i sistemi di approvvigionamento e captazione, i sistemi di adduzione e i sistemi di allontanamento delle acque sporche.